Buonasera ragazzi, come sempre stanno continuando a infastidire sul mio canale. Io so benissimo chi è stata già riguardita più volte, ma purtroppo la signora continua a infastidire il mio canale con messaggi, con chiamate, anzi no, ultimamente sono 4 giorni che la signora non chiama, ma manda messaggi. Beh, posso dirti, io non so tu che problemi hai, non lo voglio sapere, né mi interessa, però posso garantirti che anche questi messaggi li porterò domani a chi di dovere. Così vediamo che cosa fai stavolta, se vuoi continuare o ti vuoi fermare. Ti ripeto per l'ennesima volta che io e te non ci conosciamo, non ci conosceremo. È inutile mandare messaggi, aspetta due gemelli o cose insensate. Bravo, continua a provocare la mia gelosia. Poi quando succedono i casini, come li chiami tu, scappi in questura. Io non scappo da nessuna parte. Partiamo da questo. Sei pregata di andare via dal mio canale. 1. Di non copiare gli account di tutte le persone, ma non te lo dico in modo minaccioso io ti sto evitando di andare a finire in carcere, quindi te lo dico. Allora io ripeto, se mi arriva un altro messaggio dei tuoi, bravo, continua a provocare, io diciamo, questo è quello di stamattina, anzi stasera 19:33, non mi ricordo la data, comunque c'è tutte le date registrate sul cellulare. Quindi diciamo che l'ultima volta che mi hai chiamato è stato il 6 di agosto, che hai fatto una sfilzata di chiamate, diciamo io, come le chiama il giudice. Quindi io non vedo che problemi hai. Dici che hai i soldi, hai tanti uomini, divertiti. Qual è il problema? Accusi la gente sul canale che ci provano con me. Qua nessuno ci prova con me, perché uno, ripeto, sono fidanzato, non mi interessa nessuno, ma non perché io ripeto, non ho interesse per nessuna del canale, sono tutti amici e amiche. A te o so uomini o so donne ci provano sempre con me, anche il giudice ha detto questo è ridicolo proprio. Se è un uomo se è una donna invece una. Quindi smettiamolo queste cose. Ho fatto questo video proprio per chiarirti le idee. Tu continua a mandarmi messaggi, a fare anche patti arena come ti sei divertita oggi. Io ho fatto tutta la registrazione, ho fatto tutte le foto, lo screenshot, vado dal giudice e peggioriamo la situazione. Quindi io ti sto dando la possibilità. Sì, sì, Patti, ti ha fatto il tuo nome stasera. Ho dovuto bloccare Patti Arena che era lei perché erano zero iscritti, quindi so che. Ma il problema sai qual è, Patti? No? Sta già con un piede più in là che qua e ancora che vuole continuare. Tanto qua non esce nulla, è inutile continuare, può continuare pure al 2100, tanto non cambia la mia idea, non esiste proprio. Il giudice già ha messo una cosa cautelare nei suoi confronti. Non so dove vuole arrivare, però lei è libera di fare che cosa vuole. Non mi mandate il messaggio, però scappi in questura. Io è un anno che vengo chiamato tutti i giorni, 200 volte al giorno. Quelle racchie befane continuano ad attorniarti, cioè, ma ti rendi conto? No, ma stai bene o non stai bene? Cioè, ti amo e dovrei sposarmi a te, ma neanche fossi l'ultima donna della terra. Quindi sia ben chiaro questa cosa, quindi voglio proprio essere preciso. La cosa che più mi infastidisce è che tu continui a dare fastidio sul mio canale. Io adesso non so se tu stai da sola o con qualcun altro, ma comunque prima o poi lo sapremo. Non so se stai da sola, se stai con qualcuno, se avete qualche scopo preciso, che ne so, di dare fastidio sul mio canale. Forse avete anche voi un canale e siete gelosi. Io questo non lo so. Comunque poi lo scoprirà il giudice
che sta facendo gli esami, diciamo, perché io e te comunque a finale andremo a fare una causa e non è una causa civile, è una causa penale, quindi adesso potrai stare anche ti ha ammonito, ti ha fatto, ma comunque io e te andremo sempre a fare una causa, quindi mi vedrai di sicuro. Allora, guarda, a me non mi, infatti, a me il problema non è di chi è, di noi, perché so che lei, al finale sappiamo nome, cognome, dove abita, che fa, che non fa, sappiamo tutto. In effetti il giudice l'ha ammonito una prima volta, la sta ammonendo una seconda volta e forse già l'ha fatto perché non sto ricevendo chiamate e secondo me è già arrivato il secondo avviso. A terzo avviso la signora va diretta, va. Io non voglio fare questo perché non mi piace da uomo del sud fare questo, però purtroppo mi mette in condizione perché purtroppo dà fastidio a tutti sul mio canale. Io questo canale ci ho messo 15 anni per farlo e non voglio che una che arriva così me lo distrugga facendo scappare le persone, minacciando tutti. Non mi piace, non mi sta proprio bene. Cioè io l'ho iniziato per schizzo questo canale, poi è diventato una cosa più seria, poi mi hanno tolto la monetizzazione, adesso sto cercando di riprendermi tutto diciamo da capo come stavo. Però se ho questa persona che dà fastidio, il canale giustamente non va tanto bene, capisci? Perché la gente si mette paura giustamente e vale a spiegare che questa non sta bene, non lo so che problema ha, quindi non posso dirti che cosa ci sta. Fatto sta che di certo non finirà bene per lei, ma non nel senso che io faccio qualche cosa, no, perché la legge lo farà. Che fa? Devo prendere stati messaggi e portarli dal giudice per fare un terzo ammonimento. Il terzo ammonimento, sai dove vai? A Milano ci sta l'opera, mi pare, come... oppure qui a Salerno ci sta quello di Fuorni. Io non so se ti piace andare a fare una villeggiatura, come dice mio padre. Per fare una villeggiatura un po', come siamo a dire canici napolitano, no? Ah, ma a te ti piace fare la villeggiatura, la può fare pure a fare, qual è il problema? Si sta fresco là. Cioè, questo ragazzi, volevo dire che non sta bene. Ha messo un movimento qua, un casino esagerato a Salerno, sinceramente, proprio, ma proprio un casino ragazzi, anche l'ASL è entrata in mezzo a questa cosa di tribunale, cioè anche l'ASL, cioè l'igiene mentale di Salerno, sta vedendo questa persona chi è. Allora io sto cercando di aiutarla a uscire fuori da questa situazione, quindi di smettere, così si calmano le acque, il giudice non fa più nulla e finiamola così. Ma se lei continua a tempestarmi di chiamate e di tutto, ragazzi, purtroppo io comunque devo andare lì e piglio questi messaggi e li porti. Quindi in effetti stamattina ha iniziato con Patti Arena, quella così, quella così, cioè al finale un casino sempre ragazzi, io non lo so che si deve fare per fermarla, non lo so. Clona a tutti ragazzi, tutti quanti mi chiamano, Giuseppe ma quello mi ha copiato il nome, Giuseppe quello mi ha copiato così, cioè al finale tutti i giorni è pesante ragazzi. Che poi io la becco subito, quindi non è questo il problema bloccarlo, però possiamo fare questo tutti i giorni. Yeah, è un po' ridicolo pure, eppure sono stato bello chiaro. Ogni volta Avvocatello oppure Elena, quello, allora siamo amici. Come lo devo scrivere? Cioè ogni volta mi dice la stessa cosa, cioè non lo so. Quindi io, guardate ragazzi, la prima 43 anni, la prima volta che mi succede una cosa così, non lo so, insolita, diciamo così, questa è la parola esatta. Cioè questa sta rischiando veramente grande, per che cosa? Non lo so ragazzi, guardate, io mi dispiace per alcuni di voi che giustamente vengono presi di mira, ma purtroppo ragazzi io ho fatto veramente di tutto. Qua è uscita fuori l'igiene mentale di Salerno e il tribunale, un casino. Ieri vi dico una diretta, proprio una cosa fresca. Stavo andando al mare, come ho detto ieri, che ho fatto anche del video se avete visto, no? All'uscita qui di Matierno incontro la polizia. Ho detto questi mi cercano, sa, l'assicurazione, perdo tempo e non vado a mare. Invece no ragazzi, quello si è accostato vicino alla macchina
E mi fa, ma come va con quella su YouTube? L'hanno fermata? Cioè anche quello lì, purtroppo ho fatto talmente tante volte che sono andato che non mi ricordo neanche più le facce. Quello sapeva, si ricordava di me, che io stavo lì, che facevo la signora di YouTube, che sta facendo allora, se si è fermata oppure no. Cioè anche una macchina della polizia fermandosi mi ha riconosciuto e mi ha detto, ma come va con quella... Ha detto che continua, che fa? Ha detto "Ci dobbiamo aspettare solo che se ne vada un po' a fresco, solo questo dobbiamo sperare. Quindi dico io, perché arrivare a questo ragazzi? Cioè io non voglio fare del male a nessuno, partiamo da questo. Però purtroppo ragazzi, lei non si ferma, io che devo fare? Pure qua a Matierno, qua le signore stanno tutte preoccupate, io l'ho detto al questore di Salerno. Purtroppo qua stanno un sacco di bambini, se la signora non sta bene, non va bene, qualche cosa devono fare. Qua se scendono tutte le mamme, qua succede un casino, io gliel'ho detto al questore, il questore lo sa bene. Cioè voglio dire io, perché dobbiamo arrivare a questo? Mo ad esempio a quest'ora giù è pieno, se faccio una diretta giù è pieno di mamme, bambini, ragazzi. Cioè voglio dire io, ma torno a ripetere, lei non sa dove è andata a spendere. Il problema gliel'ho detto, prova, ho detto tante volte pure a lei, prova a scrivere Matierno e vedi che succede qui. Cioè ragazzi, qua si vive in un contesto un po' difficile rispetto forse a tanti di voi che stanno bene, vivono al nord, che è una vita diciamo un po' diversa da noi del sud, che purtroppo uno c'è nato qui, non è che... Quindi l'ambiente qua è un po' particolare, nel senso che ci sono un sacco di ragazzi che purtroppo non fanno cose buone. Quindi diciamo che venire qua da noi, qua sopra, a girare e vedono uno sconosciuto, ragazzi, i ragazzi subito si mettono in moto per vedere chi è. Quindi anche quando sono andato la prima volta, ve l'ho detto, ve lo ripeto, si sono messi a ridere quelli in questura, che ha detto è impossibile che uno viene lì sopra e viene a fare casino. Quindi immaginate un po'. Comunque la risposta a questa signora è: che problemi tieni? Uno, mettitelo in testa che fra me e te non ci sarà mai nulla. Due, nessuna del canale è interessata a me oppure io sia interessata verso uno di loro. Quindi partiamo da questo, siamo amici, ci piace parlare di mistero, di mete, tutte di queste cose qua, quindi siamo amanti di questo genere qua. Sei pregata di lasciare in pace il canale, lascia stare le cose come stanno, può darsi che così facendo, senza che io rivada in tribunale a portare altre documentazioni che ce n'hanno già 1 milione, cerca di evitare di comportarti bene. Questo è un consiglio, poi tu fai che cosa vuoi tu. Quindi io l'ho detto, YouTube è a livello mondiale, quindi guarda, io l'ho detto proprio a livello mondiale, che se la smetti di fare tutto, di chiamare, di minacciare, di fare account falsi e tutto, per me sarà finita qua, cioè io non mi metterò, allora te lo dico davanti a tutti, qui stiamo su YouTube, se continui io mi metto da parte civile in causa, quindi lo sai che cosa significa, no? Mi costituisco da parte civile. Se invece la smetti e la storia finisce qua stasera, allora io non continuerò, farò fermare la pratica se posso, però se continua a darmi fastidio non posso fare nulla. Quindi sta a te decidere mo. Vuoi ancora continuare con i messaggi? Fallo. Però poi non dire che io sono stato, come scrivi tu, corri dalla questura, fai qua. E purtroppo il meccanismo l'hai messo tu in moto, mica io. Polizia postale, igiene mentale, tribunale. Ti pensi che è bello scendere al tribunale ogni volta che mi chiamano e mi dicono vieni qua? Oppure mi ritrovo sotto casa e quelli dicono metti vieni con noi un attimo, dobbiamo fare un attimo una cosa. Secondo te pensi che è bello? Vado lì e dico che questo è quello, questo è quello.
Cioè, mettiti nei miei panni. Comunque ragazzi, scusatemi a tutto, questo non è uno sfogo, anzi è una contestazione che faccio perché ancora adesso i giudici allora, guarda la cosa più stupida che ci sta in questa cosa, no? Il giudice ti ha detto che non devi chiamarmi in nessuna maniera. Ma che cosa hai fatto tu? Non mi stai chiamando con le chiamate, mi mandi messaggi, vedi che è la stessa cosa. Tu con me non devi avere nessun modo di comunicare con me. Quindi mandare messaggi oppure mandare su YouTube, che io ho fatto già lo screenshot di Patti Arena, quella vera e quella falsa che sei tu. Quindi perché vuoi continuare? Tutti gli account falsi che stai creando, io li ho messi tutti da parte. Ciao Ungle, buonasera. Quindi non ti serve a nulla al finale. Quindi se non chiami, ma mandi messaggi, il reato rimane. Il giudice te l'ha detto chiaro e chiaro, non devi nessun mezzo di comunicazione, significa nessuno. L'italiano è questo, io non sono pratico dell'italiano, ma credo che sia così. Quindi o messaggio o chiamata o su YouTube tu stai ancora comunicando con me. Vuoi continuare? Fallo. Io non ho problemi ad andare qua a Salerno, tanto ci metto 2 minuti, scendo, porto tutti gli screenshot, come si chiamano screenshot, vabbè, io dico tutti i messaggi li chiamo e li consegno al giudice, li protocolla è la cosa peggiore, il protocolla è la cosa peggiore. Tanto te l'ho detto, prima o poi la giustizia italiana sarà lenta. Sì, sì, comunque, proprio ho fatto, ma ti giuro, guarda, quando vado là che prendono la mia cartella, te la vorrei far vedere per gli occhi, una cosa di 20-30 centimetri di fotocopie. Secondo me ho speso una 50 euro di fotocopie. Con tutti i messaggi sul cellulare, le chiamate. Pensa che il giudice mi ha detto, pensa, ha detto, non venire tutte le settimane, vieni ogni 15 giorni. No, no, non è uno sfogo, guarda, perché non mi interessa proprio, però ogni volta mi clona una persona, ogni volta si pensa di essere furba. Non ha capito che io vedo subito, adesso si chiama Medusa Porporita, era una foto di una ragazzina, però era lei, io lo sapevo da sempre. Però finché non ha dato fastidio io l'ho fatto fare, però quando vedo che poi incomincia a dire perché non mi rispondi sotto al video, perché allora si sgama da solo come si dice qua. Quindi sapevo che era lei, ma io lo sapevo già dall'inizio. Solo che ho detto vabbè, se non dà fastidio o incomincia a fare domande strane io non la blocco. Quindi ripeto, vuoi continuare a farlo? Comunque poi dipende dal punto di vista, a me non piace sinceramente, quindi non mi dice nulla, quindi io torno a ripetere, io ho avuto solo, diciamo, negli ultimi anni, diciamo, solo 2 donne e posso garantire senza offesa a nessuno, ragazzi, una più bella dell'altra. Chiunque può andare su Facebook e vedere le foto, quindi Facebook è libero, basta scrivere nome e cognome, vedono la prima e vedono la seconda, quindi diciamo io due ne ho avute senza offesa a nessuna ragazza o signora del canale, sono due, era la prima una bambola, la seconda una bambolina, quindi non voglio offendere nessuno, quindi non vedo, anzi la seconda è pure più giovane di me, questa di ora, figurati, il vecchiarello sono io, mo. Quindi voglio dire io, perché dovrei provare con un'altra? Già è andata male la prima volta. E vabbè, comunque ognuno ha il suo gusto poi. Quindi ragazzi, diciamo che io sto cercando in tutti i manieri di non fare casino su casino, però purtroppo la signora, allora pure il cellulare, no, sta sotto controllo, no? Nel senso che i messaggi che arrivano a me arrivano alla polizia postale. Il suo numero è registrato, quindi quando arriva una chiamata, lì viene registrato perché noi abbiamo registrato il suo numero. Quindi voglio dire io, ma perché vuoi passare, vuoi fare questo quando poi non ottieni nulla? Quindi io questo non riesco a capire, cioè passi un guaio per senza avere nulla, perché
Ma secondo voi, no, i falci in generale, se io volevo stare con questa, oppure, ma lo avrei detto un anno fa, ma io l'ho sempre ribadito che non mi interessa. Come pure per tutti gli altri sul canale, a me piace parlare con Incoronata, con Elena, ma sono amiche, poi mi viene a scrivere che io con loro. Allora, Elena può essere mia mamma, Incoronata uguale. Cioè, ma scherziamo, ragazzi. Avvocatella, è sposata, tiene figli, c'ha un marito, cioè, voglio dire io. Ma ci rendiamo conto? Non è che qui mi vengono a scrivere le ragazzine. Sono tutte persone grandi, sposate con i figli. Cioè, è una cosa, guarda, proprio ridicolo, non lo so. Ma il motivo principale, ragazzi, non si capisce il perché lo fa. Perché sta cosa dell'innamoramento a me non se ne è scesa. Cioè, uno si innamora così, ragazzi. Allora ho pensato, oh, questa c'ha un canale pure lei e vuole infastidire il mio. O sta insieme, aiuta a qualcun altro che sta sui canali, su YouTube e stanno cercando di farmi fuori a me. Non lo so, qualcosa sta che non va. Dobbiamo capire che cos'è che non va, non lo so. Perché oggi uno ti scrive mi sono innamorato di te. Come fai? Ma poi la cosa bella, ragazzi, è che questa divisa non mi sapeva nemmeno. Cioè, quando è successo la prima volta, questa io non ho mai postato una mia foto, diciamo. Quindi io mi innamoro di uno che ci scrivo solo quando lei mi scriveva i primi giorni, che poi si è presentato alla maniera grande. A tipo mi ha scritto un giorno, ti piacciono gli uomini? Io ho detto no, non mi interessa. Quindi già allora si è presentata male. Quindi non lo so. Oh, avvocate, stavo parlando della signora che continua con i suoi account a infastidire, diciamo, tutto il canale. Io l'ho detto, non so che problemi ha, non lo voglio sapere né mi interessa. Ho detto nemmeno se fosse l'ultima donna della terra io la prendo. Quindi voglio stare da solo, non mi interessa, a parte che sono impegnato io. Come ho detto, io e te siamo amici, tu sei sposata, quindi Elena e Incoronata possono essere le mie mamme tranquillamente. Quindi è inutile che dice questa così, quella così e offende le persone. Anche perché io ho registrato tutto, quindi voglio dire io, già c'è stato il secondo avviso, no? Voglio dire, perché vuoi rischiare per senza concludere nulla? Perché fra me e lei non ci sarà mai nessuno. Dobbiamo... Avvocaticchia, sì, Ungle, sì, tiene ragione. Però il discorso è un altro, Ungle. Questa qua è una cosa che è andata sul penale adesso, capisci? A me mi dispiace per l'amor di Dio, però se le cerca lei, ragazzi. Ogni volta chiama, messaggi, poi quelli vedono da lì loro, capisci? E mi mandano a chiamare. Cioè, gliel'ho spiegato più volte, ma come devo dire, glielo devo scrivere? Io non lo so. Allora, se questa mi chiama 100 volte stanotte, domani mi chiamano e mi dice, ma c'ho anche stanotte è incominciato, abbiamo visto qui così. Cioè, ma io posso stare sempre così, ragazzi. Perché il suo numero è registrato, diciamo, dalla polizia postale e quindi giustamente poi mi vengono contestati a me, dice, ma che allora anche stanotte io devo fare gli screenshot, come li chiamo, e li devo portare, diciamo, a tribunale. E con questo calore, ragazzi, non è che li vai tu alle 10, alle 11, pure l'ultima volta sono andate alle 2. Qua stanno spostando pure, quindi è un casino pure che devo andare un'altra parte pure, vai qua, vai là. E poi una cosa principale, comunque, è che, ma perché fare tutto questo? Che scopo ha? Cioè, questo non mi faccio capace, ragazzi. Che cosa c'è dietro sotto questo qua? No, vogliono farmi fuori il canale, sono gelosi del canale. Qualcuno, forse lei ha un account YouTube che io non conosco e forse è una gelosia. Oppure ci sta qualcuno insieme a lei che ha un canale YouTube. Guardate che qua non si guadagnano i miliardi, a parte che non sto guadagnando nulla, quindi lo sto facendo a tempo perso. Mo. Però voglio dire io, no, che problema? Non lo so. È una cosa ridicola, non lo so. Lei abbiamo constatato che c'ha i soldi.
vive tra, diciamo, come li devo chiamare, alberghi, quindi va girando la Milano per bene, va girando i posti buoni, con gente con i soldini. Dimmi tu, ma perché andare a venire da me? Che scopo avrebbe? Questo è il significato che qua, diciamo, non riescono a capire. No, no, non nessuno, avvocato, io non sono uno che bisticcia, anche per qua, se bisticci con qualcuno qua, scendi direttamente in strada, quindi non è che ti fanno queste cose così. Qua se bisticcio con qualcuno, se bisticciamo e basta, non funziona che questo mi scrive un anonimo sul cellulare, quindi nessuno non sgarba nessuno, quindi lo sgarbo è che io ho detto di no, questo è. Oppure sta in compagnia con qualcuno che ha un canale YouTube e vuole prendere gli iscritti, che ne so, non lo so. Quindi non lo so, sinceramente è un rebus come lo chiamo io. Anzi, pure l'avvocato ha detto lo stesso, quindi non lo so. È strana perché è comparsa dal nulla, capisci? E poi è un anno che il 24 di agosto, ragazzi, fanno 12 mesi. Calcolate che già si aveva presentato 3-4 mesi prima come Alessio Morro all'epoca, e quindi è più di un anno, ragazzi. Allora, qui a Salerno ho già avuto 2 ammonimenti dal giudice. Il terzo, ragazzi, si va direttamente male, finisce, ma non male nel senso che si viene arrestati, ragazzi, che questo è penale. Poi è incinta che sono 24 mesi, dice che il padre sono io, quindi non lo so, ragazzi, anche l'igiene mentale di qui è preoccupata, la verità. Cioè anche questa cosa qui che adesso è uscita l'igiene mentale fuori, no? Ungleto, gli fanno un ragionamento. Questi qua, se vedono che una persona non sta bene, fanno il trattamento speciale. Qui lo chiamiamo il TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio. E non puoi opporre resistenze perché per loro tu, come si dice, sei un pericolo, dicono. E quindi perché rischiare tutto questo? Per che cosa? Cioè lei ha messo in moto una cosa davvero grossa. Lei vuole continuare e continua. Lei pensa che non chiamandomi, ma mandandomi messaggi su YouTube, tutti questi account falsi, lei sembra in contatto con me, quindi il reato rimane. Il giudice gli ha detto che non deve contattarmi in nessuna maniera, né su YouTube, né sui messaggi, né sul cellulare, e deve stare lontano da me, non so, adesso mi pare che più, mi pare 5-6 km il minimo da dove abito io. La prima volta era 1 chilometro da me. Quindi voglio dire, io non so dove si arriverà. Quindi ragazzi, io come sempre ho detto a tutti voi, mi raccomando, nei commenti non dite il nome, il cognome, perché molti di voi lo conoscono, perché lei vuole passare dalla parte della ragione, ma io non gli darò mai atto, non dirò mai come si chiama, dirò sempre la signora, come ho sempre detto, perché lei non potrà appellarsi mai a dire quello ha detto il nome, il nome e cognome su YouTube, io lo denuncio, faccio queste cose. Mi dispiace, non sono tanto loco come dicono in spagnolo. Quindi il mio nome su YouTube, su altre parti, non dirò quello che fai, ma il tuo nome e cognome non comparirà mai dalla mia bocca, perché se lo direi sarebbe una cosa contro di me, quindi tu potresti anche denunciarmi per diffamazione. Quindi io dico la signora, quindi può essere tutto e non può essere nessuno. Quindi, come si dice, chi si sente la colpa se la rende. Quindi dico a tutti, come avvocatella, come a qualcun altro che sanno chi è veramente nome e cognome, di non mai scrivere il nome e cognome di questa signora sui canali, perché dopo, se mai come si dice, dopo vi minaccia a voi che voi l'avete data fastidio, quindi lasciate stare, quindi non la date soddisfazione. Quando lei vi infastidisce, metti, come si dice, lista nera, come faccio io, e diretto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, è passata mezz'ora a parlare di questa qui,
Vabbè, però ogni tanto, ma non a sfogare perché non mi interessa proprio, mi interessa più il canale che venga ogni volta qualcuno viene clonato, devo ogni volta tappare questo buco di questa qua clonata. Oggi l'ho fatto con Patti, domani lo farò con un altro e quindi devo sempre apparare la situazione, come dico io. Quando poi potrei stare tranquillo sul mio canale, io non do fastidio a nessuno. Chi mi vuole seguire mi segue, chi non mi vuole seguire non mi segue, io non è che obbligo. Do informazioni sul meteo, sulle meteorite, cose strane che piacciono pure a me. Quindi in effetti il primo a vedere il video sono io stesso, in effetti. Sono informazioni che piacciono prima a me. Le MIF stasera, bravo ungolo, fai buono. Mi la tengo bene, ungolo. Sì, sì, quella che clona i nomi, sì, sì. È quella lì, sì. Ungolo, va piano. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e ci può darsi che dopo ci sarà qualche altro video. Voglio vedere se trovo qualche cosa di tipo misterioso. A questo ora ci dice, diciamo, è orario di dire cose strane. Ciao Ungle, va piano. Ungle, io non so quanti anni hai, però se è passata la cinquantina, vai piano. Ciao.